Allora, in onore del presidente Cossiga, adesso avremo degli ospiti della sua terra. Vediamo. La gamba rossa. Guardi, queste corde non gliela mandate Veltroni, queste no, stiamo tranquilli. Allora, questi sono i famosissimi mamutones. Presidente, questa mascherata, Presidente, dice che evoca episodi della storia sarda. No. Anzitutto questa non è una mascherata. No. Venite Zinone, Buonasera. Buonasera. E vostè, come ti sta? Bene, il mettendo, e vostè? Allora, Questo è proprio, è un omaggio al Presidente. Oh, saluto. Lei sa benissimo che... Anzitutto volevo chiarire che questa non è una mascherata perché, ahimè, in Sardegna noi non abbiamo mascherata. Questa è una simbologia di riti e di cose antiche e per noi ha un significato che difficilmente può essere compreso agli altri. Io stavo dicendo che tra le tante ipotesi che si possono fare, questa oggi la cataloghiamo come un rito propiziatorio, Esatto. Visto che qui c'è un esponente della massima politica italiana e la vediamo sotto quest'ottica. Propiziatorio. Qua oggi può essere propiziatorio in un senso o nell'altro, per fermarci alla Sardegna. Propiziatorio positivo. Ecco, positivo. Oggi... Un accordo tra lei e Berlusconi per la giunta della Sardegna va visto tra le cose propiziatorie positive o negative? Guardi, io credo che in Sardegna, ahimè, stiano accadendo qualche cosa, che l'unica strada sia quella di fare un break tra due forze, tra due coalizioni che si coinvolgono, e poi, ma questo è un altro discorso, io sono per la convocazione di un'assemblea costituente del popolo sardo. Ma è vero che lei voleva fare l'assessore alle riforme istituzionali? È vero. Io ho interrogato oggi la giunta la Presidenza del Senato e mi ha detto che sì, io sono disposto a essere sospeso da senatore a vita, e c'è il Presidente De Nicola, Presidente della Corte Costituzionale, è possibile che io lo faccia, e io sarei ben lieto di dedicare, lasciando, anche se provvisoriamente, il seggio del Senato, quella che può essere la mia cultura e il mio impegno, alla mia terra, quella che io chiamo la nazione incompiuta, la piccola patria, perché io così la chiamo, e ci credo a quello che dico, che si trova in una situazione non solo di grave disagio politico, questo sarebbe poco, ma di grave disagio sociale del comunità. La sua piccola patria non si ferma ai mamutones, guardi un po' chi arriva qua, vediamo un po'. Guardi che omaggio che le portano, guardi. Faccio omaggio a un oggetto della tradizione sarda. Di Mamuiada. De Mamuiada essere. Poi te lo va. Cos'è la zalva fatta? Poi te gusto è fatta Mamuiada
o è fatto ad Orgali o è fatto a Patana. A Mamuiano. E questo come lo darà? È Leppa o Resolza? Lesoria. Resolza, questo è Resolza, il londonese. Esatto. Molte Allora, grazie. vuole spiegare che cos'è? Dunque, questo è il coltello, il coltello è un termine diminutivo, è un coltello tradizionale sardo che viene chiamato a seconda dei luoghi o leppa, non è solo origine, o resoia o resolza, che vorrebbe dire rasoio ma è una cosa diversa. E i luoghi dove viene fatto sono i luoghi della pastorizia, cioè essenzialmente una mogliada, vecchia colonia romana, Dorgali e Patana. Politicamente c'era qualcuno che voleva fare uso di queste, metaforicamente, ovviamente. Allora, questo qui Metaforicamente. serve essenzialmente a tagliare il formaggio, La tradizione vuole che... a occhire, mudo, a occhire salveghere, cioè a uccidere, cioè a scuoiare l'agnello. L'agnello. Serve a sbucciare la frutta. Ma a proposito di agnelli, siccome lei diceva che diceva il suo amico Massimo, Sì. sentiva odore di agnello al forno. No, veramente io, siccome l'agnello in Sardegna uno dei modi è quello di fare il forno che è di materiale refrattario. Sì. Si mettono le fascine, si scalda il forno e poi si mette l'agnello. Lei sentiva le fascine? Io sentivo odore di le fascine. Sento tuttora. Stasera l'odore, il rumore delle fascine è più sempre- forte o è meno È forte? sempre stagnante, bisognerebbe chiamare... Metti anche bastone, l'ho visto. E chi è che bastone? Più di uno. Beh, bisognerebbe portarli a questi pastori. Già io me lo vedo pastore. Vuole aumentare il prezzo, Ma già io me lo vedo, sul babbo del già io me lo vedo pastore. bisogna aumentare il prezzo dell'agnello. Bisogna aumentare il prezzo dell'agnello. Stiamo E togliendo allora la fame in questo, Sardegna. però Allora, poi mettiamo mi il prezzo scuserete, dell'agnello. Allora serve per la frutta, per il formaggio, per l'agnello, per il porcetto, purtroppo serve anche per altro. Purtroppo. Una moneta, la tradizione vuole che chi riceve... Allora. che chi Ah, riceve la tradizione, queste la moneta, la moneta, la moneta, mi additizza la moneta, la moneta. La moneta. Anche carte di credito, voglio dire. si può. Ce l'ho una moneta. La Ecco, ce l'ho moneta, io. ce l'ha A che lei. le potete? Perfetto, benissimo, abbiamo fatto la moneta. Allora, della moneta, perché si paga. Anche quello che riceve in regalo. Presidente, chiudiamo con un'ultima sorpresa che non è sarda, ma è in omaggio ad una sua passione. Buonasera alla signora Miriam Ponzi, della famosa figlia di Tom Ponzi, che le ha portato anche lei un Anche regalino. un presentino, effettivamente. Allora, s'accomodi signora, vicino al Presidente, Lei è un prego. appassionato, Ecco qua, allora, no? Presidente dei piccoli aggeggi elettronici. Un appassionato, un esperto, non è un appassionato. miniaturizzati. Uno dei maggiori esperti europei. Allora le ho portato infiocchettato un piccolo bonificatore palmare da viaggio Da per viaggio. ritrovare tutte le microspie che... Quindi quando lei farà un No, viaggio di guardi, nozze con Veltroni, lei se lo porti, che sta Tutte le tranquillo. microspie allora. nel Di telefono questa, o ambientale. di questa, per quanto personalmente mi riguarda, ma spero che la cosa finisca presto, e io sono deciso a fare il diavolo perché finisca presto, di questa avrei bisogno soltanto se andassi nell'ambito di competenza della Procura della Repubblica di Palermo. E giusto. questo lo esclude, questo punto? Quale? Di entrare nella competenza della suddetta procura? Nella competenza credo di esserci già entrato. Cioè nella zona, nel fascio di No, luce? credo di esserci entrato nella competenza, nell'abuso di competenza della Procura della Repubblica di Palermo. Se non ricordo male, lei ha detto che un suo intervento di pochi giorni fa, diciamo che avrebbe raffreddato le attenzioni su lei e sull'onorevole Berlusconi. Penso che i ragazzi, i magistrati militanti di Palermo, quelli che sono sotto cura di Tavor perché non è stato condannato dopo 6 anni, che hanno distratto centinaia di forze dell'ordine, e hanno speso miliardi ad accertare il bacio di Reina, e credo che siano sotto trattamento, che siano tutti sotto tranquillanti, spero che non vogliano commettere l'altra sciocchezza di coinvolgerci in quelle che viene chiamata l'inchiesta segreta sui massimi sistemi persecutori.
criminali. Però, ecco, in questo caso se io sarebbe- andassi a Palermo, per precauzione mi porterei questo. E so quello che dico. A che cosa serve, signore? Quello serve, questo è sì. uno scan, Vede. questo è diciamo uno scanner, Sì. il quale registra le frequenze, le più basse frequenze, e tutte le radiospie, i microfoni, vengono chiamati i microfoni, anche questo, emettono delle radiazioni. E allora con questo uno si accorge se accanto a sé o Sì. nell'ambiente nel quale si trova, Diciamo un raggio di 10 metri. 10 Questo metri. serve soprattutto per le microspie analogiche e digitali. analogiche e digitali. Io le sono molto grato perché non so se vado a Palermo, ma stia tranquilla che se vado a Palermo lo uso senz'altro. Vedo che sono affascinati sia l'onorevole Frattini che l'onorevole Mussi. Ma poi, sbaglio, lei c'ha pure un localizzatore di telefonini? Beh, io ho la mia borsetta, diciamo, tutta attrezzata di piccole cose, perché devo... Una detective deve È molto uscire- tardi, però vogliamo vedere che c'è dentro. Non ha più un revolver, no? Prima gli investigatori giravano con Con il revolver, revolver. eccetera. Adesso invece Adesso non serve. ormai Non serve. fermo. E che c'è? Praticamente questo è anche un aggeggio molto interessante perché sempre nascosto, è dotato di un vibratore per cui lo si può tenere in tasca e serve per localizzare qualsiasi banda magnetica, per cui registratori, videotelecamere nascoste, questo è molto molto interessante. Tutto sempre per l'esigenza di e cui anche, sopra, Presidente. telefonini Signora, accesi, allora, signora, che sono dei grossi lei microfoni. ha fatto un grosso errore a toglierlo, perché questo lei me l'ha regalato e questo io glielo rubo. Ma questo, Poi, questo è molto interessante. Non tolga altro perché No, mi voglio rifido tutto. No, niente, sono tante cose che sono ma però è utili. vero, mi scusi, che chi teme un sequestro può, e questo spero che non sia il caso, Presidente Cossiga, Assolutamente. può mettersi un rilevatore sottopelle. Certo, noi abbiamo miniaturizzato circa 10 anni fa, proprio per la Sardegna purtroppo, diciamo il Global Position System, il GPS, e l'abbiamo miniaturizzato a tali livelli che si può mettere sotto pelle per poter localizzare l'eventuale rapito. E quindi il rapito poi potrebbe essere seguito, insomma. Il rapito viene immediatamente intercettato e seguito. Il Presidente ha aperto il coltello. coltello. No, Non ha aperto il coltello. Ti volevo dare la sigla di chiusura, se No, sempre per scopi pacifici, insomma. Ecco, Sol- solo mettere- Io lo uso soltanto per formaggio e frutta. Niente agnelli. Non posso garantire che i miei antenati non lo usassero per altro. Non è che le riviene qualche... No. Magari in altra forma. In altra Ma forma. guardi che il mio bisnonno era veramente un pastore e oltre ad essere un pastore è stato il più grande poeta religioso a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, Baio Cossiga, ed è chiamato Zuboeta Cristiano. Era un pastore colto come la maggior parte dei nostri pastori, che conosceva anche il latino e ha tradotto direttamente dal latino il Guadalese. Bene. Una battuta finale. Secondo voi l'agnellino D'Alema diventerà un agnellone fino al 2001? Ma rappresentare D'Alema come un agnello è una metaforica che si adatta male al personaggio, diciamo, è una bestia più robusta. Spero comunque che il nostro paese, prima possibile, tutta quella roba lì non abbia più bisogno, ce n'è stato troppo bisogno in passato. Ma forse Un ce ne pezzo, sarà sempre più bisogno. Ce ne perché ormai- sarà. sì, perché Bisogno ormai- ce n'è ancora. Bisogno Diciamo, ce n'è. abbiamo Mi visto auguro esce, vivamente che ce ne sia sempre meno bisogno. Bisogno Ma ce n'è purtroppo ancora, l'informazione Che purtroppo. sia è potere. una democrazia il più Quanto- possibile L'informazione garantita è potere, dai per suoi cui in tutto il comportamenti. Quantomeno mondo- per difendersi da la- quelli che le usano male non li Esatto, dovrebbero usare. per difendersi, Amico per mio, difendersi. la Da quelli democrazia che non li americana, la democrazia americana, che è quella a cui si ispira l'onorevole Veltroni, è quella nel quale è maggiore Si l'uso usano dei parecchio. sistemi di intercettazione e dei sistemi di difesa dalle intercettazioni. Assolutamente. Presidente, prego, in chiusura, ieri inaugurando una mostra assai lodevole che invita tutti a portare il casco, l'onorevole D'Alema ha detto: a me non serve, non corro rischio non di mi serve. cadere. A lei serve? Non mi serve perché sono già caduto 2 volte e poi dopo le cose
che ho detto stasera, non escludo che qualcuno mi dia una tramvata in testa. Grazie al Presidente Cossiga, grazie a Miriam Ponzi e ai nostri ospiti. Grazie. Arrivederci, buonanotte.